Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, bentornati a voi, bentornato a me di nuovo sul canale. Questa sera di cosa parliamo? Beh, che come avete potuto vedere siamo di nuovo su Dangerous Horizon, Beyond e tutto quello che sia. Stasera proviamo di nuovo la Fleet Carriers Beta 2. Hanno aperto i server qualche giorno fa, non ho fatto tempo a preparare qualcosa e adesso arrivo qui completamente impreparato. Quindi facciamo finta che io sia un giocatore nuovo che dice: ah, che bello, c'è la beta, andiamo dentro a provarla. L'ho già provato l'altra volta, mi hanno sparato 5 miliardi di cucuzze per fare questa prova, nonostante ci avessero detto che non vedevano l'ora di avere un altissimo numero di giocatori che provavano le navi, ma questa cosa non è successa. Allora, come farebbe mediamente ogni persona, ogni giocatore che gioca, la prima cosa da fare è guardare un attimo cosa dicono le fonti ufficiali. Quindi prima di premere continue, come vedete in questo preciso momento istante, andiamo a vedere due note che sono sul sito web. Quindi apro un attimo il browser, vediamo se parte, eccolo qui, mi ci sposto sopra e andiamo a vedere un attimo cosa dice questo browser praticamente. Cosa dicono? La Fleet Carrier Update Beta 2 su forum ufficiale di Frontier. Allora, patch note, quindi saluti comandanti, bla bla bla, vi ricordiamo questo, quello e quell'altro, andiamo a vedere le cose che ci interessano. Allora, a differenza della precedente beta e della precedente, diciamo, metodologia di gestione, hanno ridotto i costi dell'upkeep, quindi di mantenimento della Fleet Carrier, dell'80-90%. Allora, 80-90%? Cioè io capisco una regolazione di un 15, 10%, 2%, 1% di qua, di là, un overall fino al 25%, ma già questo dato mi fa paura. Perché 80-90%? No, o l'hai ridotto del 90% o l'hai ridotto dell'80% intanto. Seconda cosa, forse che hanno sbagliato i conti prima? Beh, è una cosa che comunque va bene per chi dovrà provare e gestire queste navi, perché il costo sembra sia stato abbattuto drasticamente. Sì, ovviamente questa cosa fa pensare un'altra cosa su cui non mi dilungo, ma che ci sia qualche problema davvero molto 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 grosso dentro Frontier per fare una cosa del genere. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato completamente i conti inizialmente, ma se li hanno sbagliati sull'upkeep, figuriamoci dove li hanno sbagliati in giro. E infatti si arriva al secondo punto, dove the core running cost have been reduced by 50%, quindi hanno dimezzato il costo per far muovere la nave, il core running, ok? La soglia di debito è stata aggiornata in line con il costo di upkeep, quindi il costo di mantenimento, che vuol dire che tutti i servizi installati e carrier con questo significa che con tutti i servizi installati una carrier può andare avanti 10 settimane a partire dalla quarta senza pagare costi di upkeep prima di ricevere dei final warning o cose del genere. Quindi non so bene come funziona, ma penso sia in relazione alla banca che c'è nella nave, i costi di mantenimento, eccetera eccetera eccetera. Quindi questa soglia di debito sia stata poi appunto regolata in base ai costi di mantenimento. Poi the total upfront activation cost, ok, allora hanno abbassato il 35-45%, cioè quindi dal 35 al 40% i costi di attivazione dei servizi più costosi, non di tutti, dei più costosi. Il tempo per ricaricare il jump è stato abbassato a 15 minuti rispetto all'ora e rotte di prima, con un tempo di preparazione di 5 minuti. Quindi se volete fare un jump vi serviranno 20 minuti, se ne dovete fare due ve ne serviranno 40. Attenzione.
Una cosa che invece fa molto piacere a tutti quanti è che finalmente hanno aggiunto l'Universal Cartographics come un servizio opzionale ai fleet carrier, quindi le fleet carrier che avranno a disposizione questo servizio potranno fare trading dei dati di esplorazione trovati dagli esploratori, quindi finalmente forse serviranno a qualcosa queste navi. Infatti c'è già un progetto per piazzare tutta una serie di fleet carriers in giro ai vari quadranti della galassia, in modo che anche gli esploratori che sono più distanti possano vendere i propri dati senza dover tornare necessariamente a Colonia o alla bolla. Quindi questa è una cosa che ci sta, è bella. Fleet carrier owners can now store their ship and modules aboard the fleet carrier by default. Allora, per default adesso tutti coloro che ce l'hanno possono mettere moduli e navi all'interno della propria fleet carrier, perché non si poteva prima? Cioè, ho comprato 5 miliardi di garage, scusatemi, ma vabbè. Comunque, quando decommissionerete una carrier, ora riceverete il full refund, ok? Dopo la tempesta di cioccolata calda che è arrivata a Frontier con la prima beta, qualcosa hanno recepito e hanno cambiato. Vedasi anche qui sopra, per l'abbassamento dei costi. Poi, quando cancellerete il decommissionamento, vi arriverà il messaggio perché prima forse non avveniva. Ok, hanno dimezzato il consumo di carburante della nave, anche qui avete fatto proprio bene i conti. Hanno aggiunto degli indicatori migliori. Vabbè, ok, questo sempre per il decommissionamento. Fleet carrier service now display the name of the owner, ok. Quindi avrete il nome del proprietario nel menu. Finalmente the trade screen fleet carrier now report the number ok, e hanno fatto un paio di aggiornamenti sulle user interfaces, quindi questo è quanto. Poi andiamo a vedere i bug fix invece delle fleet carrier updated features. Allora, hanno sistemato il profit, hanno sistemato dei crash, build fit in the galaxy map regardless whether the plane is docked or not, ok? Vabbè, vari fix di alcuni bug e alcune cose. Poi, mining, subsurface mining deposit, quindi i depositi superficiali, chiamiamoli così, sottosuperficiali, possono eiettare risorse multiple di chunk on a successful hit, quindi penso siano per i fleet carrier che fanno mining questi. Fissato una cosa nel codex, hanno sistemato alcune cose nelle missioni, quindi le turret mission indicate, ok, indicheranno la distanza del sistema nella mission board. Se il player ha una missione di consegna attiva, quindi la missione del comando non avrà commodity smart, vabbè, sistemato delle cose. La close quarter combat, vabbè, Targoid, fixed caustic damage not being removed by overheating your ship. Addirittura, quindi c'era un bug per cui il caustic damage dei Targoid non veniva rimosso dall'unico modo che avevate per rimuoverlo, cioè uno era il modo per rimuovere il danno caustico dai Targoid e non funzionava neanche, bene. Fixed the bug which caused the landing gear hatch to visibly clipping. Ok, hanno sistemato il bug che avevamo incontrato l'altra volta e dopo hanno sistemato altre cose sul player journal, punto, basta, non c'è altro. Quindi questa beta 2 c'è questo, punto, fine. La cosa interessante sono questa drastica riduzione dei costi della fleet carrier. Per tutto il resto, vabbè, alcuni fix, alcune altre cose. Spengo un attimo qui e entriamo in gioco. Ok, ritorniamo in gioco. Ok, e andiamo a vedere nella beta come si presenta. Allora, continuiamo da dove eravamo rimasti, partiamo in solo play per evitare interferenze e ingerenze non volute durante la partita e attenzione, attendiamo di caricare il tutto. Ok, vedo subito un messaggio, siamo alla Jill Station, devo ancora abituarmi con le nuove interfacce, qui vabbè è da un po' che non gioco, devo essere sincero. Ok, pending friend request, commander com Joe 1, perfetto, assolutamente sì. No, non devo mandargli, non voglio neanche bloccarlo. Guardate che bug che ci sono sulle icone, pazzesco. Allora, back... One pending friend request, accettiamola, assolutamente, non sia mai, perfetto, ottimo. Vediamo i messaggi, ok, come è andato diventato online, ok, usciamocene da di qua. A questo punto siamo a Jill Station, andiamo a vedere dove cavolo ci ha piazzato
la nave, questa beta. Ok, siamo sempre a Colonia, quindi andiamo a vedere a Colonia perché dobbiamo andare alla Jack Station. Se non mi ricordo male è proprio dentro Colonia. Andiamo alla System Map, solite sempre buone vecchie operazioni che facciamo da sempre. Ok, vediamo Colonia Orbital, dove Enigma, no, dove cavolo era Jack Station? Eccola qua. Ok, facciamo un bel plot route e ci lanciamo direttamente in questo senso. Vi avviso subito ragazzi, penso, anzi sono quasi sicuro che questa diretta sarà abbastanza corta, sarà una forse delle dirette più corte che farò su Twitch o che ho fatto finora su Twitch. Potrebbe essere il record della diretta più corta. Ok, adesso vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché devo essere sincero, non sto giocando tanto ad Elite ultimamente, anzi proprio molto poco. Mio malgrado, ok, perché sapete che ovviamente non ci giocherei se non mi piacesse e purtroppo devo essere sincero, ultimamente questo gioco mi ha un po' stancato. E ho fatto quello che dovevo fare, ho giocato i contenuti che volevo giocare, ho provato le cose che volevo provare, però nella fase endgame questo gioco manca veramente di come possiamo definirla? Lungimiranza? Qualcosa del genere? Un attimo che abbasso il volume del gioco, che lo vedo un po' altino. Eccolo qua. Allora, manca un po' di lungimiranza? No, semplicemente l'endgame content non è così entusiasmante come sinceramente mi aspettavo. Come sapete tutti, io volevo seguire una determinata carriera, ma le core mechanic del gioco sono completamente broken, sono completamente rotte, quindi non sono entusiasmanti sotto nessun punto di vista. E volevo fare il contrabbandiere, ma non c'è storia per fare quella cosa. Il trader è noioso, il mining è noioso, il trading, l'ho già detto, è noioso, fare le missioni non ripaga e tutta un'altra serie di motivazioni. Allora mi sono dedicato un po' ai Targoide, mi sono dedicato un po' all'esplorazione, ho cercato veramente di trovare qualcosa che mi potesse tenere ancora un po' incollato all'interno di questo gioco. Quindi hanno annunciato queste benedette Fleet Carriers e nella beta 1 abbiamo visto come è andata a finire la storia. Temo che sia la stessa storia della beta 2. Frontier aveva detto che le Fleet Carriers sarebbero state acquistabili per solo 1 milione durante la beta. Al che ho detto va bene, diamo una seconda chance a questa cosa, anche perché sinceramente neanche se avessi soldi mi sognerei mai di comprare una Fleet Carrier sinceramente dentro questo gioco. Avrei preferito che sistemassero tutto il disastro che hanno fatto col Full Spectrum Scan, avrei preferito che avessero sistemato tutta la cosa con le missioni noiosissime che sono dentro questo gioco. Mi sarei aspettato piuttosto delle Fleet Carriers un bel player market dove poter comprare e vendere magari i materiali che dopo un tot di anni che un giocatore gioca, forse star lì a dover farmare materiali come in stile MMO coreano forse non è una cosa divertente da fare dopo che l'hai fatto per centinaia di volte. Stessa cosa vale per i jump e tutta un'altra serie di meccaniche. Nell'endgame content, quindi quando cominciate ad avere le navi large, ad avere i primi 10 milioni, i primi 100 milioni, i primi 200 milioni, ok, quando vi avvicinate appunto ad avere questi endgame content, come si definiscono e come si chiamano in gergo tecnico, e ci si aspettava sinceramente un po' di più. Per carità, non è che non ci sono contenuti da giocare, potete andare a conquistare i sistemi, potete andare a combattere i Targoid, potete andare a fare PvP, potete andare a fare veramente una gran serie di cose. Il problema resta che al di là che vabbè, ogni gioco ha la sua monotonia nelle meccaniche perché sono sempre quelle dall'inizio alla fine, e perdere secondo me e investire ore e ore di gioco come ho fatto per i Guardian eccetera eccetera per non avere fondamentalmente alcun risultato dà un po' fastidio sinceramente. E poi trovo personalmente, mia opinione personale, trovo il comportamento di Frontier davvero insultante, ok? Nei confronti dei giocatori che investono ore della loro vita
all'interno del gioco non sono ore di gioco, sono ore di vita personali che uno decide di dedicare ad un gioco piuttosto che su un altro. Quindi ovviamente la decisione di quante ore dedicare è assolutamente personale. Il discorso mio è che se vuoi farmi provare una beta e dichiari che vuoi farla provare a tutti i giocatori che possono provare e dopo fai costare le navi 5 miliardi, mi stai prendendo in giro. Questo è almeno il mio pensiero. Quindi adesso qui stiamo a vedere. Frontier ha dichiarato in un post, se non ce l'ho sotto mano, che queste navi adesso sarebbero costate 1 milione. Dalla regia mi dicono che non è così e quindi adesso andiamo a verificare un attimo tutti assieme questa cosa. Ok, tutta questa pappardella perché? Perché se così non fosse, se non avrò la possibilità di testare le Fleet Carriers oggi, in questo preciso momento istante, che come dovrebbe essere stato da apertura della beta l'11, 1 o 2 giorni fa, ritengo questa cosa, come si suol dire, l'insulto finale, ok? Giusto per capirci e per dirlo in poche parole. Quindi mi dichiari che costeranno 1 milione, quindi vediamo lì il cantiere navale, l'abbiamo già esplorato la volta scorsa, non lo rifaccio, trovate il video precedente sempre sul canale di YouTubez e quindi niente, così, quindi dichiari questa cosa, poi pare che si siano un po' rimangiati la parola e che la possibilità di provare di testare le Fleet Carriers inizi solo nella seconda settimana della beta, come da notizia che mi è giunta su Discord da comandante Astinius che mi diceva prima. Io dico, se così dovesse essere, sinceramente, questa cosa chiuderà in via pseudo definitiva la mia esperienza dentro Elite. Farò un bel video di addio a questo pseudo gioco sì, mentre parlo magari. Sì, 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 mi sono dimenticato di fare una cosa importante e... Ma, ma perché? Ah, ci siamo presi anche 300 crediti di multa per questa cosa. Pazzesco, cioè non ci posso credere, no, 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 dai, è assurdo, è assurda questa cosa. E adesso verremo trattati come dei criminali, mentre ci sono giocatori che pirateggiano a destra e a manca senza incappare in punizioni sostanziali. A differenza, scusatemi, di Star Citizen, dove ho visto nella beta 3.9 andrò a provare a farmi mettere in galera la prossima volta, quindi farò una diretta straordinaria su quel contenuto. Landing pad 17, almeno qui mi danno il landing pad, e dall'alba dei tempi Frontier non ha mai dedicato un secondo a colorare di verde il vostro landing pad assegnato nell'HUD. Cioè, piccole modifiche per migliorare il quality, si chiamano quality of life improvement, quindi piccoli interventi che migliorano però di tanto la qualità della vita all'interno del gioco. Allora, perché no? Ah, ok, c'è l'iconcina adesso, c'è l'iconcina. Appunto, una volta c'era scritto, adesso hanno messo le icone, quindi dobbiamo andare un po' così. Ovviamente è solo una questione di abitudine e quando sarà, sarà. Tarston78, ciao, benvenuto e benvenuto a questa diretta. Sto andando a riprovare le Fleet Carriers. Se sei passato su Discord prima a vedere, come comandante, come capitano Stinius ci diceva, molto probabilmente costeranno ancora uno sproposito e provarle per 1 milione sarà alla prossima settimana. Quindi, allora, prima di tutto devo pagare la multa perché, mamma mia, sono stato 2 secondi davanti all'ingresso del coso. Allora, vediamo un attimo, legal facilities, fines and bounty, conferma, dai, beccate queste 300 crucuzze, ok, e adesso sbloccami e risbloccami tutto. Oh, bene, non siamo più. Sì, non sono venuto per quello. Ok, allora, dicevamo, andiamo a vedere se è vero che costano ancora 5 miliardi in questa fase.
Se così fosse vero, oh Luchetta71, grazie, grazie, grazie per esserti iscritto al canale di Twitch in questo momento. Allora, dicevo, Fleet Carrier Vendor, andiamo qui, come vedete non ho, no, non lo vedete in questo momento, 5 miliardi, sì, assolutamente confermato, quindi insufficient funds, quindi non ho soldi per comprare la Fleet Carrier, e quindi cosa succede? Bene, me ne vado, punto, basta, fine, chiudo qui e amen alla fine. Dopo aver farmato quasi 2 miliardi e mezzo all'interno del gioco, questi non sono sufficienti neanche in una beta per poter provare questi contenuti, quindi confermo al 100% le parole di comandante Astinius, le Fleet Carriers nella beta 2 non sono ancora acquistabili, nonostante Frontier abbia detto che costano 1 milione, costeranno 1 milione dalla prossima settimana, cioè la seconda settimana di test. Questa, ragazzi, non so come voi la pensate, ma dal mio punto di vista è la goccia che fa traboccare. Gli sviluppatori avevano fatto un'ennesima cappellata, assolutamente d'accordo. Come dicevo, questa è la goccia che dal mio punto di vista fa traboccare il vaso. Se anche stavo pensando un po' di tempo fa di rientrare a giocare per vedermi gli ingegneri di Colonia e vedere come funzionavano a Colonia un po' di cose, infatti sono a Colonia, e questa cosa mi dà la mazzata finale. Sono stanco, io sinceramente, personalmente, poi magari ragazzi, ognuno lo gioca a modo suo, c'è a chi piace, chi va bene, chi dice vabbè magari aspetterò, può essere invece uno stimolo a far su tanti soldi per potersi permettere la Fleet Carrier o cose del genere. Penso che invece se lo possa permettere chi ha citato come un dannato nelle precedenti edizioni del gioco, e ci sarebbe un discorso abnorme da fare, e sinceramente questo è l'ultimo affronto che riesco a reggere io personalmente da Frontier. Ovviamente non è un affronto personale, ma sinceramente è una presa in giro per tutto il tempo che abbiamo dedicato a questo gioco, per tutto quello che abbiamo cercato di fare, di interagire anche con Frontier sul forum spiegando determinate cose. Frontier sembra praticamente un po' procedere per la sua strada di ipercomplessità e cose, poi ti dicono non vediamo l'ora che le provate, vi costeranno 5 miliardi. Allora io faccio presente che per fare una query nel database ci vogliono 30 secondi. Ok, una query nel database per aggiornare i crediti, questa cosa qui, il balance di tutti i vari giocatori, si tratta di fare update. Ipotizziamo che la tabella si chiami accounts all'interno del database che si chiama beta, quindi si fa update beta.accounts set balance uguale 100 miliardi. Invio. Aspettate quei 2 minuti che la query viene eseguita sui 4, 5, 10, 20 mila account che ci sono, e tutti gli account registrati per la beta hanno da quel punto in poi 200 miliardi da poter spendersi del gioco, gestire e testare il Fleet Carriers. Quello che io temo è che Frontier non voglia proprio che la gente testi queste cose, non voglia che ci sia troppa gente che testi queste cose. Chi sono, pensateci un attimo, chi sono i giocatori che si possono effettivamente permettere un Fleet Carrier nella beta, sia uno che 2 prima settimana? Fondamentalmente i giocatori di vecchia data, chi gioca dall'inizio e che ha potuto sfruttare tutti gli exploit e i bug del gioco. È come dire, giochiamo a World of Warcraft, ok, giusto per fare un paragone con un MMO, visto che sono anche un po' in periodo MMO, perché avete visto sul canale YouTube il video prodotto oggi, è come dire, giochiamo a World of Warcraft, oh c'è un bug dove posso guadagnare 200.000 gold all'ora, ok, e tutti i soldi che io sono riuscito a guadagnare me li tengo, e dopo vado a giocare anche con tutti i nuovi giocatori che sono entrati qui da poco, però quel bug è fissato e quindi tutti i nuovi giocatori non possono aver guadagnato tutti quei soldi. Non è giusto. Non è giusto, è una cosa che ho sempre sostenuto e ho sempre detto, e vedasi anche altri video che ho fatto in precedenza. Non è assolutamente corretto e giusto nei confronti dei nuovi giocatori che si stanno facendo il mazzo a tarallo per guadagnarsi 1 milione, che ci siano giocatori che nelle vecchie versioni di Elite piazzavano un Sidewinder con le torrette vicino a una vecchia capital ship in una conflict zone con respawn infinito, e nel giro di qualche ora portavano a casa 1-2 miliardi. Succedeva, ragazzi, succedeva davvero questa cosa. E quindi cosa dire, cosa fare? Non trovo, eccolo qua.
dico, non è giusto perché non è giusto, semplicemente così, non è giusto né corretto, come tutti coloro che hanno potuto sfruttare le rote CEOS, eccetera, eccetera, come tutti quelli che hanno sfruttato Queens, come tutti quelli che hanno sfruttato anche altre cose, un po' l'ho fatto anch'io perché a un certo punto da giocatore etico mi sono sempre detto no, non lo voglio fare, voglio giocare come si dovrebbe fare, forse ho sbagliato. E quindi cosa succede? Che ragazzi, se siete giocatori nuovi è dura davvero. Le free carrier non le vedrete mai. Quando cavolo riuscirete a fare 5 miliardi dentro questo gioco senza poter sfruttare un farming di 100 milioni all'ora? Ok, con la rota per esempio, non mi ricordo dove, che vi faceva trasportare una rata di passeggeri per 200 milioni, lasciavate là la nave correre per mezz'oretta, vi facevate i fatti vostri, quando arrivavate mettevate giù la nave e avevate guadagnato i vostri soldini, con l'exploit anche del logout mentre stavate facendo il jump, che vi dimezzava il tempo di tragitto. Quindi capite che ci sono stati tutta una serie di exploit che hanno consentito ai giocatori di vecchio stampo di fare su i crediti e adesso secondo me saranno praticamente gli unici che si potranno permettere di fare questa cosa. E quindi cosa succede? Succede che sono gli unici che potranno testarlo anche nella beta, quindi la beta 1 è stata testata solo da questi giocatori, che sono gli aficionados del gioco e che sono coloro che diciamo stendono i petali di rosa di fronte ai piedi degli sviluppatori, mettiamolo un po' formale così. Poi ovviamente uno può essere appassionato del gioco, è giusto anche magari difendere il lavoro che fanno, perché c'è del lavoro dietro questa cosa. Io sono un programmatore anch'io, quindi so quanto dura è mettere le mani su contenuti, scrivere codice, gestire database, server e tutto il resto, eccetera eccetera. Il problema non è lo sviluppatore nel senso diciamo letterale del termine, il problema è il game designer, che proprio non ci siamo. Dovrebbero bilanciare e dare la possibilità ai giocatori nuovi di poter farmare soldi tanto quanto hanno fatto i giocatori in precedenza, e allora a quel punto potrei anche dire vabbè, mi costa 5 miliardi ma in un mesetto di gioco me la cavo e riesco a farcela, perfetto, ci sta, niente da dire. Ma se devo giocare un anno per fare 1 miliardo, cosa mi servono 5 anni per fare una fleet carrier? Lascio perdere a priori. Chi me lo fa fare? Devono minare senza fine, gli esperti farmano 200 milioni all'ora. Sì, sì, esatto. Ma come fai a diventare un esperto? Ti servono tot milioni per farti la nave configurata in un determinato modo, ti serve tot tempo per ottimizzare tutti i moduli di mining per la tua nave, quindi diciamo che se ti va bene ti servono circa 2 mesi e mezzo solo per il farming dei materiali per fare la nave. A meno che non barate, non citate, ci sono tutta una serie di cheat, udite, per questo gioco, non li ho trovati in giro e né li userei mai perché non è proprio da me, però sappiate che molti giocatori sono stati beccati un po' con le mani nella marmellata, diciamo, usare questi cheat che praticamente gli consentivano di ottenere i materiali in un lasso di tempo davvero breve. Frontier anche qui è stata molto zitta sull'argomento e sinceramente glisserei un attimo anch'io questa cosa perché non ho la giusta quantità di informazioni per questa cosa, quindi su questo argomento. Quindi ragazzi, allora, adesso vado a chiudere la diretta, 28 minuti, come dicevo, una delle dirette più brevi che ho mai fatto su questa piattaforma, quindi qui su Twitch. Cosa succede? Non posso comprare neanche questa volta la Fleet Carrier, quindi grazie Frontier per averci un po' preso in giro per l'ennesima volta, ennesima e ultima volta. Non so se dedicherò altro tempo a questo gioco, come vi ho già detto in precedenza, molto probabilmente, e anzi quasi sicuramente, Elite finirà all'interno della pattumiera, non neanche dello scaffale, della pattumiera, per come mi sento in questo momento. Poi già un po' di ranting in questo momento, che c'è un po' di frustrazione nelle mie parole, però sinceramente io sono davvero stanco e mi dispiace davvero per tutti i giocatori nuovi, lo ripeto, che non hanno la possibilità di godersi determinati contenuti solo perché hanno preso la strada dell'MMO coreano all'interno di questo gioco. Prendete le mie parole un po' così, con le pinze, con le dovute cautele, perché farming dei materiali, missioni assolutamente ridicole, difficoltà di fare soldi se non in un determinato modo, quindi devo per forza fare mining per fare i soldi, altrimenti, o trasporto passeggeri, altrimenti non posso più
non posso fare soldi, perché voglio fare contrabbandiere, non guadagno, voglio fare trading, non guadagno, voglio fare bounty hunting, non guadagno. Allora, o bilanciate le carriere, date un senso alle carriere, o non fate neanche le fleet carriers, scusate, ma che senso ha? Cosa gioco a fare? E poi, una volta che ho fatto la fleet carrier, cosa faccio? La faccio per parcheggiarla agli antipodi della galassia, nel mezzo del nulla, pregando Dio che qualche esploratore passi per di là e si fermi. Ma che senso ha? Che senso ha? Poi potrai rivedere la New Era se vorrai. Già, potremmo rivederla, sì. Vabbè. Comunque dai ragazzi, grazie per avermi seguito, io vado a chiudere qui, sinceramente anche questa volta, secondo tentativo, tuffo nell'acqua, potrebbe essere che vado a fare un video finale di riepilogo della mia esperienza su Elite Dangerous Horizon Beyond e bla bla bla, e dopo, come detto, prendo il gioco e lo metto da parte. Sinceramente sto giocando ad altro, devo essere sincero, Star Citizen, nonostante tutti i bug, i limiti, i problemi, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, sinceramente allo status attuale nella 3.9 comincia ad avere un appeal davvero 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 buono, e attenderò con ansia la versione numero 4. Abbiamo già visto un po' di persistenza, abbiamo visto un jailing system che ha i suoi bug ma ha un concetto meraviglioso dietro, quindi secondo me Frontier dovrebbe solo imparare da queste cose. E per il resto ragazzi, purtroppo da mostrare non ho altro, quindi non vogliatemene, vado a chiudere la diretta qui. Tra un po' il video di questa diretta verrà ripubblicato sul canale YouTube, quindi stay tuned. Se volete passare a lasciare i vostri commenti di là, a patto che siano commenti costruttivi, ovviamente sapete che sono sempre mie opinioni personali, io vi do la mia esperienza personale all'interno del gioco, ci sono anche delle cose obiettive, ma tutte le mie riflessioni sono mie personali. Tendo a sottolineare questa cosa per evitare diatribe inutili, come purtroppo è successo in passato. Va bene, ragazzi, mi dispiace, chiudo qui la diretta. Nelle prossime puntate ritornerò su Star Citizen, che voglio provare il J-System, quindi voglio andare a pirateggiare un pochettino in giro a farmi beccare, perché voglio vedere come funziona la prigione di Star Citizen sul prossimo episodio. Elite, come ho detto, probabilmente uscirà un prossimo video, non so neanche quando, dipende quando avrò tempo di farlo. Virus101 vi ringrazio tantissimo tutti quanti, ragazzi, grazie per aver seguito questa diretta purtroppo cortissima. Io vi do la buonanotte e vado a chiudere. Avrei voluto veramente potervi farvi vedere qualcosa. Può essere che dipende dal mio stato d'animo, e potrà essere che farò un terzo episodio la prossima settimana per testare se è vero che hanno abbassato ad 1 milione questa cosa. Potrebbe essere, perché adesso sono un po' frustrato, e quindi sapete che quando i nervi saltano si dicono cose che... Comunque, dai, staremo a vedere se riusciamo a fare un terzo episodio e finalmente magari anche solo acquistarla e vederla. Ok, detta così, era riferito alla nave. Bene, ragazzi, grazie a tutti, vado a chiudere, buonanotte e ci vediamo alla prossima. Vi saluto con il mio ormai consueto Transmission Out.